Il settore agricolo è certamente tra tutti quello che sta modificando in maniera importante il proprio modo di operare, proprio dovuto questo al fatto che sono ingenti i cambiamenti climatici e sono importanti anche le politiche sulla sostenibilità ambientale che in questo periodo i governi, soprattutto l'Europa, vuole che le aziende agricole implementino. Questo chiaramente implica anche profondi cambiamenti ma anche forti investimenti. Il convegno di questa sera va proprio in questa direzione nell'andare ad evidenziare quelle che sono le disponibilità dal punto di vista degli strumenti che vanno a sostegno proprio del mondo agricolo e delle cooperative ovviamente. Importantissima la presenza oggi di Ismea che dà a disposizione chiaramente non soltanto linee di credito ma anche garanzie. E sono interventi questi che possono riguardare non soltanto l'imprenditoria giovanile, l'imprenditoria femminile, l'innovazione tecnologica, ma anche tutte quelle iniziative che possono andare ad sviluppare tutti gli elementi della filiera del mondo agricolo. Quindi questa sera ci saranno veramente importanti informazioni e credo che questo sia uno dei compiti che come Banca del Territorio dobbiamo fornire ai nostri associati, dobbiamo fornire ai nostri clienti proprio per fare un servizio completo a favore del territorio, a favore anche delle nostre imprese. Incontro importante qui a Tarzo, grazie anche a Banca Prealpi, San Biagio, questo incontro con Ismea, che è quel braccio operativo del Ministero dell'Agricoltura che garantisce delle linee di garanzia e di finanziamento per le imprese agricole, per l'innovazione, per lo sviluppo, ma anche per le calamità naturali o per i danni da produzione. È importante l'informazione anche ai nostri agricoltori su questi temi, perché oggi l'agricoltura è deve sempre di più innovarsi, deve sempre di più aggiornarsi, e per questo servono investimenti e finanziamenti, e quindi è importante anche essere innovativi e essere informati soprattutto su quali sono le opportunità. Quindi un grazie a Banca Prealpi San Biagio, un grazie ai tecnici di Ismea che stasera sono qui proprio per informare le filiere produttive di quali sono le opportunità che si mettono a disposizione. L'Ismea è un ente pubblico economico che si occupa di agricoltura e che interviene in favore delle imprese agricole e agroalimentari con strumenti finanziari. Sviluppa e implementa strumenti finanziari per favorire il ricambio generazionale e per favorire lo sviluppo delle imprese agricole sul territorio. Su questo siamo presenti con i prodotti Generazione Terra per l'acquisto di terra per i giovani start-upper, con il prodotto Più Impresa per lo sviluppo delle imprese condotte da giovani imprenditori o per il subentro e quindi il ricambio generazionale da parte dei giovani imprenditori, e con gli strumenti di Ismea Investe per lo sviluppo di grandi progetti agroalimentari. E in più, per l'accesso al credito, forniamo garanzie Basilea 2 compatibili che consentono all'imprenditore di ottenere una riduzione del costo del finanziamento per la conduzione aziendale e per gli investimenti in azienda. Un convegno che mette assieme il pubblico e il privato e che sostanzialmente dà all'opinione pubblica e soprattutto agli operatori la grande e straordinaria opportunità che offre Ismea oggi. Una triangolazione importante, quella tra le banche, le aziende attraverso gli strumenti di Ismea, ma non solo, che consentono di affrontare i periodi prossimi difficili ma affascinanti come quello dell'innovazione e della sostenibilità, sapendo di poter contare su professionalità e grandissime esperienze. Io credo che questa sia la base sulla quale costruire l'agricoltura di domani.